Riccardo Salvagno confessa: ho sparato io a Tarna. La missione dell'ex vigile urbano veneziano accusato dell'omicidio del barman 25enne. Il complice vescovo mi minacciava perché non parlassi. È ritenuto il capo di una baby gang che agiva in centro a Vicenza rapinando giovanissimi, minorenne arrestato dalla polizia. Gli episodi tra novembre e dicembre scorso. Rissa tra due famiglie a Padova. La violenta lite è cominciata in un condominio del quartiere Mortise ed è proseguita in strada. 4 i feriti. Il questore ha disposto 26 misure di prevenzione. 15enne disabile a terra perché senza abbonamento. Confermato l'episodio. Dopo la verifica interna arrivano le scuse dell'azienda di trasporti vicentina, mamma e bimbo. Trasporto di persone da e per le sedi delle Olimpiadi. La rivolta degli NCC di Treviso e Belluno. Le associazioni di categoria scrivono: ai sindaci servono controlli serrati. Dopo la delusione in semifinale, l'atleta Cadorina ed il compagno trentino coppia d'oro del curling azzurro conquistano la medaglia di bronzo contro la Gran Bretagna. Gli 11 anni alla guida di Venezia, l'inchiesta all'eredità che lascia il suo successore. Questa sera a Ring il sindaco Luigi Brugnaro si racconta. In tutto il Veneto le cerimonie di commemorazione del giorno del ricordo, tante le testimonianze commosse di chi ha vissuto la tragedia delle foibe ed il dramma degli esuli istriano-dalmati. Rapaci in azione per scacciare piccioni e colombi dall'invasione delle piazze. A Padova la sperimentazione affidata all'esperto falconiere Enrico Volpin. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Cominciamo con la cronaca ed un servizio che ci arriva dalla redazione di Vicenza. Rapina in centro storico, la polizia porta in una comunità un minore considerato particolarmente attivo all'interno di un gruppo di ragazzini che aveva seminato il panico in città. Testa calda. Giovane, giovanissimo, ancora minorenne, ma secondo gli investigatori della polizia con le sue incursioni ha sollevato l'allarme in centro storico a Vicenza. È ritenuto responsabile di alcune rapine avvenute a fine 2025. La questura ha raccolto diverse denunce sporte da alcuni giovanissimi rapinati nel cuore della città del Palladio. L'autore con il tempo avrebbe assunto un ruolo particolarmente attivo all'interno di un gruppo di ragazzini. Il modus operandi sarebbe stato sempre lo stesso: accerchiavano la vittima per poi minacciarla portandole via i soldi. Secondo quanto sostenuto nel provvedimento del GIP, la condotta del giovane sarebbe stata palesemente deviante e in dispregio delle regole del rispetto degli altri e dell'altrui proprietà, utilizzando metodi subdoli per cogliere momenti di fragilità delle parti offese e aggredirle senza remore o pietà, e nel contempo agendo in concorso con altri in un accrescimento reciproco di violenza gratuita. Il giovanissimo era già destinatario del divieto di accesso nelle aree urbane di Vicenza. Mentre sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi, il padre lo ha portato in questura, dove è stata eseguita la misura della custodia cautelare adottata dal GIP del Tribunale per i minorenni di Venezia. Il giovanissimo è stato quindi associato in regime di detenzione presso una comunità per minori in Friuli Venezia Giulia. Ed ancora cronaca, rissa tra due famiglie a Padova. La violenta lite è cominciata in un condominio del quartiere Mortise ed è proseguita in strada. 4 le persone ferite. Il questore ha disposto 26 misure di prevenzione. Le urla furiose, gli spintoni, scene di violenza esplose in un cortile condominiale che hanno spaventato decine di residenti di via Baiardi a Mortise, che ieri, passata l'ora di pranzo, hanno immediatamente chiamato la polizia. Quando le volanti sono arrivate sul posto hanno trovato una decina di persone che si stavano aggredendo a vicenda. Una lite tra due famiglie degenerata in violenza. I partecipanti alla colluttazione, di età compresa tra i 17 e i 40 anni, sono stati tutti bloccati e portati in questura per ricostruire i fatti. Genitori e figli che si è scoperto essere dirimpettai, 2 nuclei familiari residenti in 2 palazzi vicini che hanno iniziato a litigare per questioni di vicinato, anche se le cause sono ancora in fase di accertamento. Sono in corso di accertamenti, un attimo il movente, la causa, dove praticamente forse anche per furti motivi, una banalità, c'è stato un primo alterco fra 2 ragazzi, no, appartenenti
ovviamente le rispettive famiglie, poi uno ha chiesto l'ausilio di un altro componente, alla fine si sono affrontati proprio in strada, dando origine ad una vera e propria rissa. Escoriazioni al volto e alle mani, il bilancio della rissa è di 4 feriti, mentre 8 di loro sono stati segnalati alla procura per rissa aggravata. La lite era iniziata all'interno di un condominio ed è poi proseguita in strada. La polizia sta cercando di capire se ci fossero anche dei coltelli, viste le ferite riportate da alcuni dei partecipanti alla lite. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto 26 provvedimenti di prevenzione personale. L'applicazione delle misure praticamente di prevenzione personali, dai DACUR ai DASPO, addirittura per 5 di loro che avevano anche dei precedenti per segnalazioni per vari reati, e addirittura il foglio, l'avviso orale, e per 2 anche l'avviso orale aggravato del divieto di poter detenere appunto armi o spray urticanti. Tutte misure finalizzate appunto a esercitare un'azione forte di richiamo per quello che si è verificato. E ancora da Vicenza, chiarito nel pomeriggio il caso del minore disabile lasciato a terra dal bus per avere dimenticato l'abbonamento, le scuse del presidente di SVT. A nome dell'azienda porto ovviamente le scuse pubblicamente alla famiglia e allo studente coinvolto in questo increscioso fatto. Come azienda ci siamo mossi subito, abbiamo individuato l'autista e abbiamo chiarito ovviamente nella nostra parte le responsabilità che sono ovviamente da parte di SVT importanti, in quanto trasportando persone dobbiamo tenere sempre conto che le regole sono importanti, ma è anche vero che vanno sempre prese in considerazione a seconda del contesto. I ragazzi minorenni soprattutto non vanno lasciati assolutamente a terra. Una verifica interna ad SVT a tempo di record ha permesso di accertare ed ammettere le responsabilità dell'azienda nei confronti di un grave episodio che ha visto protagonista a suo malgrado un minorenne disabile. Era rimasto solo sotto la pioggia alla fermata del bus dopo essere stato fatto scendere dall'autista del mezzo di trasporto pubblico per aver dichiarato di essere senza il tesserino di abbonamento. Il ragazzino disabile è tornato a casa dopo la scuola solo grazie all'intervento del nonno, contattato successivamente dal quindicenne col cellulare. Un grave episodio riportato dalla stampa che ha richiamato alla memoria la vicenda di fine gennaio dell'11enne in provincia di Belluno, fatto scendere dall'autobus linea 30 a Calalzo Cortina, costretto a camminare per 6 km al gelo sotto la neve perché sprovvisto della maggiorazione del biglietto disposta per le Olimpiadi invernali. A Vicenza il fatto è accaduto in corso San Felice, nei pressi della fermata dell'Istituto Piovene. Lo studente disabile era convinto di essersi dimenticato il documento di viaggio a casa, ritrovandolo invece subito dopo essere stato fatto scendere dal bus. Un comportamento dell'autista inaccettabile che la madre ha reso pubblico denunciando alla stampa l'accaduto. Siamo di fronte a una questione che riguarda la tutela dei minori, la responsabilità sociale e il rispetto della dignità della persona, soprattutto in situazioni che coinvolgono minorenni, ma soprattutto se in condizioni di fragilità, la priorità deve essere sempre la sicurezza, ed è per questo che Assoutenti chiede verifiche puntuali sull'accaduto, ma soprattutto l'introduzione di procedure uniformi che garantiscano in ogni caso il rientro a casa e il raggiungimento della scuola in condizioni di massima sicurezza. Provvederemo nei confronti dell'autista ovviamente a contestare il comportamento che non è in linea con le regole, ma neanche con la policy, con la visione che ha SVT nei confronti dell'utente, che deve essere sempre comunque rispettato. E auspico anche di incrociare o incontrare la famiglia o poter parlare con loro per portare le scuse direttamente. Falsi corsi di formazione per ottenere credito d'imposta. Una persona è stata denunciata dalla Finanza di Padova. Dai documenti risultava la formazione di 20 dipendenti che avrebbero seguito appositi corsi, ma niente di tutto questo era reale. È grazie a un accertamento fiscale che il gruppo di Padova della Guardia di Finanza ha scoperto come un'impresa dell'Interland, operante nella produzione e nel commercio di calzature, avesse ottenuto dallo Stato un credito d'imposta di 150.000 euro per corsi di formazione a cui i dipendenti in realtà non avevano mai partecipato, apponendo firme sui registri in modo del tutto artificioso. L'imprenditore, a seguito dell'accertamento, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova con l'accusa di indebita compensazione. Per l'uomo è stato chiesto il rinvio a giudizio. Nel frattempo l'imprenditore ha deciso di versare imposte evase, comprensive di sanzioni e interessi, per 195.000 euro.
Trasporto di persone da e per le sedi delle Olimpiadi Milano Cortina, la rivolta dei noleggiatori con conducente delle province di Treviso e Belluno. Lamentano il fatto che ci sia una concorrenza sleale sostanzialmente in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina. Operatori del servizio noleggio con conducente delle province di Treviso e Belluno sul piede di guerra. Milano Cortina è la prima Olimpiade diffusa ed il servizio di trasporto tra le sedi dei giochi, come tra gli aeroporti e stazioni ed aree olimpiche, è fondamentale, tanto che per la logistica degli atleti il gruppo Stellantis, in accordo con CIO, ha messo a disposizione 3.000 vetture. Ed in questi giorni, denunciano gli NCC, tra Pianura e Dolomiti c'è il rischio concreto che arrivino da ogni dove autisti e mezzi che non hanno le carte in regola per il trasporto persone. Di qui la lettera che tutte le associazioni artigiane che rappresentano gli NCC del Trevigiano e Bellunese, Confartigianato, CNA, Casa Artigiani, hanno scritto a tutti i sindaci delle due province chiedendo controlli serrati da parte delle forze dell'ordine e degli organi ispettivi del lavoro per verificare la regolarità dei servizi, le qualifiche dei conducenti e la conformità dei veicoli e delle imprese alle normative vigenti. Abbiamo scritto di attenzionare questa diciamo così orda, non mi viene altro aggettivo, di soggetti che fanno il noleggio con conducente in questo momento molto particolare. Gli operatori regolari sono soggetti a controlli e a tutta una serie di adempimenti burocratici ed ora sono preoccupati per il possibile diffondersi di pratiche scorrette con l'impiego di conducenti privi di qualifiche professionali e al di fuori di rapporti regolari di lavoro, oltre al rischio che imprese prive delle autorizzazioni necessarie si infiltrino operando abusivamente nel periodo delle Olimpiadi. Abbiamo scritto ora ai sindaci per dire: guardate che con l'evento Milano Cortina, con l'evento delle Olimpiadi, questo tipo di malapratica si è sicuramente ingigantito. C'è questa sensazione. Noi chiediamo che ci sia una attenzione particolare a chi fa questo lavoro, a tutela di chi è in regola e sinceramente anche per la sicurezza delle persone, perché ripeto, qua si parla di trasporto persone. Dopo la delusione della semifinale, ieri medaglia di bronzo per l'Italia del curling ai Giochi Milano Cortina. La coppia azzurra, formata dalla cadorina Stefania Constantini e dal trentino Amos Mosaner, oro 4 anni fa a Pechino, chiude al terzo posto nel doppio misto battendo la Gran Bretagna per 5-3. La vittoria più difficile della nostra carriera, hanno detto, e Mosaner ha aggiunto: dedico questa medaglia alla mia famiglia, alla mia ragazza e anche alla mamma della mia ragazza che purtroppo è mancata lo scorso anno e ci teneva tantissimo ad essere qua. Ed ora il primo messaggio dopo l'infortunio, i fiori e la lettera del sindaco Conte e il grazie del direttore generale Benazzi ai sanitari e dovrà rimanere ancora alcuni giorni a Treviso la campionessa di sci Lindsey Vonn, ricoverata al Cafoncello dopo la terribile caduta di domenica. Io non posso fare altro che augurare chiaramente a questa grandissima e straordinaria campionessa un buon rientro e una prontissima guarigione. Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2, si rivolge alla campionessa di sci Lindsey Vonn, ricoverata all'ospedale Cafoncello da domenica pomeriggio, augurandole di ritornare al più presto alla sua famiglia. Ma il decorso della frattura scomposta alla tibia sinistra, che ha necessitato di 2 operazioni e dell'impianto di un fissaggio esterno, non sarà breve. Dell'infortunio parla la stessa sciatrice americana nel post pubblicato sui social, in cui racconta di un sogno olimpico che non è finito come lo aveva immaginato. Ho provato, ho sognato, ho saltato, scrive Vonn, riassumendo quello che per lei costituiva Cortina, l'Olimpiade a 41 anni dopo quello che aveva già passato. Ma i precedenti infortuni, dice, non c'entrano nulla con la caduta in discesa libera. Vonn sapeva che anche questa volta gareggiare costituiva un rischio. La differenza tra trionfo e catastrofe misura pochi centimetri, scrive, ma lo sci è come la vita e la vita è troppo breve per non tentare. L'unico fallimento
conclude, è non provarci. Nessun rimpianto, anche se ci vorranno diverse altre operazioni per recuperare la funzionalità del ginocchio. A Treviso i chirurghi l'hanno stabilizzata, una scelta del team americano, quella di far trasferire Lindsay al Cafoncello. Ringrazio, ho scelto l'ospedale di Treviso e ringrazio anche i miei collaboratori che hanno lavorato, che hanno portato il loro apporto tecnico e professionale, e quindi un grazie sostanzialmente anche a loro per il lavoro che hanno fatto, quelli del SUEM, i chirurghi, gli ortopedici, eccetera. Il padre di Von, Alan Kildov, parla di carriera finita. Non ci saranno più gare di sci per Lindsay finché avrò qualcosa da dire al riguardo, ha dichiarato. Per lei messaggi da ogni parte del pianeta. Le dedica una storia su Instagram Yannick Sinner, rivolge il pensiero a lei dopo essere caduta a sua volta Sofia Goggia, che da Cortina dice: mi piange il cuore saperla in ospedale. Ma non è la fragilità, semmai la forza di Von, il suo invito a perseguire con coraggio i propri sogni, che ispirano la lettera che il sindaco di Treviso Mario Conte le ha inviato insieme a dei fiori. Questo è il messaggio che ci resta e che risiede nell'essenza stessa delle Olimpiadi, scrive: il valore del tentativo, la dignità di rischiare per qualcosa di grande, il non mollare mai. È una lezione potente e Treviso in questi valori si riconosce. Per questo oggi ti è ancora più vicina. Facciamo il tifo per te. Giorno del ricordio, cerimonie e commemorazioni in tutto il Veneto. Vediamo quella in piazzale Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe a Marghera. La memoria non è solo quella del cervello che dice, quella che deve rimanere sempre in allenamento. Carlo ha 93 anni, è rimasto in piedi per tutta la cerimonia nel ricordo delle vittime delle foibe e nel nome degli esuli giuliano-dalmati e croati. Testimone, voce e memoria di una pagina di storia a lungo taciuta. 22 anni passati dalla legge del 2004 che ha sancito formalmente la conservazione della memoria della tragedia delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Che io ho anche un fratello nelle foibe, i miei genitori hanno dovuto 3 anni a battere perché vengano riconosciuta la cittadinanza italiana. Poi finalmente siamo venuti nel maggio del 48, siamo riusciti a venire in Italia, un viaggio rocambolesco. La famiglia è di Pirano, uno dei comuni più vicini al confine con l'Italia, con Trieste, ed è una storia di esuli. Mio padre dopo la guerra fu costretto ad andare in Svizzera, io sono nato in Svizzera, porto un nome croato, abbiamo girato un po' tutta l'Italia e devo dire la verità, il Veneto e Venezia sono una città nella quale mi sono trovato più a mio agio. In piazzale Martiri Giuliani e Dalmati la commemorazione con le più alte cariche della regione e del comune, la deposizione della corona e gli onori alla memoria delle vittime. Sono italiani 2 volte, come ho ricordato, uno per nascita perché sono nati in terre italiane e uno per scelta nel momento in cui hanno dovuto decidere. È una lezione importante per leggere la storia, rileggerla e capire quanto una grande città, appunto metropolitana, come dico sempre, abbia tante comunità, situazioni anche storiche. Questi sono i nostri fratelli. Voi che avete facile la domanda ci aiuta. Tutti con il naso all'insù in centro a Padova per osservare falchetti e poiane che proteggono le piazze da piccioni e colombe. Questa poiana che dai poggioli dei palazzi osserva Piazza delle Erbe è il nuovo metodo antipiccioni utilizzato dal Comune di Padova. È una sperimentazione in atto già da un paio di mesi per allontanare dalle piazze i fastidiosi volatili. Viene inserito un rapace, un falchetto o una poiana addestrati da Enrico Volpin, esperto falconiere. Funziona che in teoria i piccioni vedono il predatore, quindi loro sanno che sono prede e quindi si allontanano.
E non è pericoloso per le persone, non attaccano? No, assolutamente no. Dai qua. Un metodo non cruento per allontanare i piccioni dopo le numerose proteste dei residenti per il guano che producono. Grazie alla presenza del falco, cosa che si usa anche ad esempio negli aeroporti, tendenzialmente la popolazione colombaccia diminuisce perché percependo la presenza di un predatore si disloca in altre zone della città, e questo rende anche per una questione di igiene pubblica, diminuendo la presenza di piccioni, ne guadagniamo anche da un punto di vista appunto di igiene pubblica. 2 mattine a settimana Enrico il falconiere porta nelle piazze cittadine i suoi volatili, che sono diventati anche un'attrazione per i padovani e per i turisti. Grazie per essere stati con noi, a tutti una buona serata. Subito dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento con il nostro meteo. Arrivederci.